Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti, buongiorno amici dell'oroscopo, ben ritrovati anche oggi nel nostro appuntamento preferito. Un buongiorno anche da me Maria e siamo pronti a partire in questa giornata che va a segnare l'inizio dell'autunno. Dovete sapere, oggi è l'equinozio d'autunno, si spegne l'interruttore dell'estate e si accende quello della nuova stagione e noi siamo pronti a energizzarci un po' con le ultime novità dell'oroscopo e quindi partiamo subito con i nostri 12 segni. Non perdiamo tempo con l'autunno, noi vogliamo le novità. Ariete, partiamo proprio da voi. Non fatevi rovinare la giornata dall'atteggiamento freddo di un collega, magari anche lui ha sentito il cambio stagione. La colpa non è vostra e non potete conoscere il motivo del suo malumore, quindi lasciatelo alla sua luna storta. Agite e non reagite, diventate propositivi. Qualcuno forse dovrà anche venire poi a chiedervi scusa. Lì potrete dire la tipica frase "te l'avevo detto". Toro, per voi il transito della luna in Vergine oggi è protagonista, vi agevola, quindi molto bene. Potete essere più precisi solamente con il minimo impegno, però vale la pena provare. Dopotutto, se c'è anche qualche piccolo aiuto, ben venga. La vostra logica poi segue una pista sicura, sicurissima. Preferite evitare rischi e tentazioni, anche se un po' allettanti, diciamolo. Gemelli, siamo arrivati da voi. Attenti oggi, qualcuno potrebbe approfittare di una vostra defiance per superarvi in modo spregiudicato. La quadratura lunare infatti non vi fa brillare per la prontezza oggi e dovrete cercare di arginare ai lati con altre cose, con altre specialità. Accettate un piccolo aiuto invece da chi sembra ben predisposto alla condivisione di un progetto in comune. Dopotutto l'unione fa la forza e non è una cosa da sottovalutare. Cancro, oggi vi svegliamo qualcosa magari di nuovo. Il dialogo, dovete sapere, infatti, è alla base di una coppia stabile per quanto possibile. Ogni occasione è buona per riallacciare un rapporto che si era deteriorato e parlare è il modo giusto per risolvere. Il sestile della luna poi vi stimola il bisogno di esternare pensieri ed emozioni senza alcuna vergogna, quindi se dovete dichiarate i vostri sentimenti. Leone, attenti voi oggi, ma attenti a non perdervi in un marasma di inutili dettagli. Dedicatevi al grosso del lavoro. Oggi in fondo è venerdì e bisogna concludere, magari anche in fretta. Poi penserete a ridefinire i dettagli. Non temete invece per la vostra immagine se lo state facendo. Agli occhi delle persone che vi amano siete sempre preziosi, non preoccupatevi quindi. Toc toc, oggi per gli amici della Vergine, sì, proprio per voi c'è Mercurio che bussa alla vostra porta. Si apre un periodo in cui potreste decidere di specializzarvi o anche soltanto di aggiornare le vostre conoscenze. È tempo di farlo. Un po' di sana autocritica poi ogni tanto ci vuole, voi lo sapete bene, specie se volete migliorare e non dormire sempre sugli allori, bravi. Bilancia, dopo un ultimo dono mentale con la congiunzione con il sole nel vostro cielo fino all'alba, Mercurio infine vi lascia per proseguire la sua corsa. Eh sì, anche lui deve procedere. Se oggi quindi dovete affrontare un test, un colloquio di lavoro, un incontro, ricorderete tutto al momento giusto. Direi un'ottima notizia. Diligenti e precisi invece i nostri amici dello Scorpione. Non dimenticherete nessun appuntamento e soprattutto non arriverete in ritardo. Ottimo. Organizzate la vostra giornata in ogni minimo dettaglio voi. Prendete ciò che vi occorre poi. Grazie al sestile della luna potrete trasformarlo in ciò che vorreste diventare. Quei sogni del cassetto. Quel cassetto che finalmente possiamo aprire. Sagittario, eccoci, anche con voi parliamo di relazioni, ma meglio non fidarsi troppo delle persone che non conoscete da abbastanza tempo, sembra una cosa abbastanza logica. Siete poi sotto il tiro della luna in disarmonia con il vostro segno, quindi c'è bisogno di un po' di cautela. Più vi avvicinate al traguardo, più la meta sembra allontanarsi, perlomeno questa è la vostra percezione. Ma sapete perché? Perché ricercate sempre la perfezione, ma a volte non serve semplicemente. Capricorno, voi la sentite questa vicinanza del fine settimana? Si avvicina, sì, cominciate a farvi un'idea quindi su come impiegare il vostro tempo libero, state già sognando il weekend. Non sarebbe bello magari fare una piccola gita? Che ne pensate di questa idea? Sarà il trigono lunare in fondo a farvi viaggiare, specie con la fantasia, eppure concretizzare non sarebbe così difficile, ma dovete ancora lavorarci un po' su. Acquario, ottimismo, che bella parola, ma oggi probabilmente non sarà il vostro fidato compagno, ci dispiace avervi illuso così all'inizio, colpa di alcune piccole paure che potrebbero oggi prendere il sopravvento, ma cercate di allontanarle. Vi farebbe poi molto piacere se un collega più esperto vi guidasse in alcuni passi che dovete compiere, ma a volte dovete essere voi i primi a chiedere aiuto e non siete sempre pronti a farlo. Chiudiamo ancora con i nostri pesci. Opposizione della luna per voi. Non vi permette forse di fare il bello e il cattivo tempo come avreste voluto. Peccato. Il partner vi chiede invece carta bianca? Beh, concedetegliela oggi. Non serve a nulla poi piangere sul latte versato. Armatevi di pazienza e di molto olio di gomito. Vi servirà. I traguardi però in fondo sono vicini. Li vedete già.
E tutto quindi anche per oggi, per il nostro oroscopo. Le novità si chiudono qui, ma si apre una giornata tutta da vivere, quindi auguriamo a tutti un buon venerdì, un buon weekend e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0